medici, l'appello del direttore dell'ULSS 2 Benazzi: gli stipendi sono i più bassi del mondo, chiedo alla politica di rivedere i contratti, altrimenti i nuovi medici scapperanno. Festa del 2 giugno in Piazza della Vittoria, il prefetto richiama la Repubblica come garanzia principale dei fondi del PNRR, il sindaco Conte la dedica ai primi cittadini, sono stati loro il primo baluardo della Repubblica durante la pandemia. Ancora una rissa tra giovani dopo Spresiano, Castelfranco, ad una festa privata ieri sera 2 ragazzi sono finiti all'ospedale con ferite da taglio, 4 denunciati. Scivola in una pozza ai Cadini del Brentone, batte la testa, poteva trasformarsi in tragedia per un 14enne di Montebelluna, alla gita nel bellunese, soccorso, è stato portato all'ospedale. Crollano le multe per eccesso di velocità, in tangenziale a Treviso meno 40% nei primi 5 mesi del 2022, nel 2019 erogate sanzioni per 12 milioni di euro, ora poco più della metà. Doppia festa questa mattina a Pieve di Soligo, il comune inaugura la nuova piazza e i lavori di ristrutturazione del Duomo, una festa benedetta dal cardinale Stella. Maltempo, attesi temporali e rischio grandinate, allerta gialla in Veneto dalle 12 di domani sino alla mezzanotte di sabato. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dopo 2 anni di Covid, finalmente una festa della Repubblica in presenza. A Roma sfilano medici ed infermieri. A Treviso l'appello in diretta su Antenna 3 del direttore dell'ULSS 2 Benazzi. I loro stipendi sono i più bassi del mondo. Chiedo alla politica di rivedere finalmente i contratti, altrimenti i nuovi medici scapperanno. Non avendo riposi, si serviva sabati, domeniche, quotidianamente, qualcuno lasciandoci anche la vita e qualche altro ammalandosi in modo anche pesante. Quindi credo che sia un giustissimo riconoscimento. Il lungo applauso accompagna medici, infermieri e operatori del settore sanitario al passaggio su Via dei Fori Imperiali a Roma. Dopo 2 anni di Covid ci sono anche loro alla parata del 2 giugno. Riconoscimento giusto, come ugualmente corretto, però sottolinea il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, dovrebbe essere quello economico a loro dovuto. A livello europeo il confronto tra contratti collettivi nazionali di medici e infermieri è impietoso. Lo dice l'Ocse del 2021, i medici italiani lordi prendono circa 50-55 mila euro, i medici tedeschi 80 mila, per non dire dei medici olandesi che arrivano a 200 mila euro l'anno. A livello nazionale il Ministero prima delle finanze e poi della salute qualche riflessione sui contratti collettivi nazionali nuovi la devono fare, anche per attirare nuovi medici. Una sanità d'eccellenza resa zoppa dalla fuga di risorse umane dopo 2 anni di pandemia, dall'intervento a gamba tesa di quota 100 e dalla cattiva programmazione degli ultimi anni. Il risultato è che diverse figure specialistiche oggi sono introvabili. Chi aderisce a fare per esempio il pronto soccorsista e sono il 70%, perché gli altri, siccome è un mestiere difficile, non lo vogliono fare. Un appello alle istituzioni raccolto oggi anche dal segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Ci sono molti contratti che sono scaduti ed è necessario aumentare attraverso una revisione dei contratti i salari e gli stipendi. La situazione peggiore nelle case di riposo, talmente grave che il concorso indetto da Azienda Zero per assunzione di operatori sociosanitari sta facendo tremare le direzioni, che potrebbero così perdere 1/4 del totale degli operatori oggi in forza nelle residenze per anziani. Infermieri ne abbiamo 50 stranieri, se non avessimo i 50 stranieri noi dovremmo dimettere il 50% degli anziani, e adesso inizia anche l'epopea degli operatori sociosanitari. Abbiamo 400 operatori sociosanitari, se 100 vincono il concorso e vanno via, certo noi rifaremo nuovi concorsi eccetera eccetera, ma abbiamo bisogno di tanto personale che si cura delle persone anziane. Una carenza di personale che riguarda anche gli enti pubblici come i comuni. Il sindaco Conte lancia l'allarme: serve una riforma urgente del lavoro, rischiamo di perdere i fondi e le opportunità che l'Europa ci offre. Medici, infermieri e OSS, ma la carenza di organico sta investendo come uno tsunami in molti altri settori privati e pubblici. Il settore del turismo e della ristorazione, l'agricoltura, con gli stagionali, l'edilizia, solo per fare degli esempi. Ma ultimamente la mancanza di personale sta cominciando a creare grossi problemi anche a tutto il settore pubblico. Di queste settimane lo stato di agitazione del personale della Procura di Treviso, dove ci sono 26 addetti contro i 42 previsti, o la situazione dell'INPS di Treviso,
Treviso, dove dei 349 dipendenti del 2014 se ne contano ad oggi 190 e non va meglio nei comuni. Aggiungo le amministrazioni comunali che sono coinvolte esattamente come le altre istituzioni che ha citato in questa carenza di personale che vede i cittadini non presentarsi né più nemmeno ai concorsi. Evidentemente una riflessione a livello romano va fatta perché le condizioni da una parte dei lavoratori sono poco convenienti e dall'altra per gli imprenditori altrettanto non convenienti. Quindi è necessaria una riforma del lavoro urgentissima perché come dicevo anche nel discorso, questo è un periodo di grandi opportunità e di rilancio che dobbiamo cogliere e possiamo fare questo soltanto se i nostri organigrammi sono adeguati. Anche l'ANCI, della quale Conte è presidente veneto, sta facendo pressing sul governo per una riforma che consenta agli enti locali di avere il personale sufficiente ad assicurare i servizi ai cittadini. Oggi la situazione sta precipitando, però sul tavolo di discussione con il governo c'è sempre stato il tema degli organici e quindi continueremo ancora con più veemenza a chiedere un aiuto perché se non abbiamo la forza lavoro rischiamo di perdere delle opportunità e perdere le opportunità significa non consentire alle nostre comunità di cogliere queste occasioni che l'Europa ci offre. Festa della Repubblica questa mattina in Piazza Vittoria a Treviso con le principali autorità civili, militari e religiose, applauditi i discorsi ufficiali del prefetto Angelo Sidoti e del sindaco Conte che ha voluto al suo fianco i numerosi primi cittadini presenti. Sono stati loro, ha detto, il primo baluardo della Repubblica durante la pandemia. In Piazza Vittoria risuona l'inno nazionale, il tricolore si alza ed il pubblico, di nuovo numeroso dopo i 2 anni della pandemia, intona Fratelli d'Italia. È la festa della Repubblica a Treviso a 76 anni dal 2 giugno del 46, quando gli italiani, dopo gli orrori della guerra, scelsero con referendum la nuova forma istituzionale dello Stato. È la nostra festa, è la festa del popolo italiano che si è dato questa forma di Stato che ha garantito questi oltre 70 anni di pace, di democrazia. Il prefetto Sidoti, davanti alle più alte cariche civili, militari e religiose della Marca, ricorda il difficile momento attuale. Potrebbe essere minata da un'aggressione empia e da un conflitto bellico insano che miete vittime innocenti nella vicina Ucraina. Come ha detto il Presidente della Repubblica, la pace non si può imporre da sola, ma è frutto della volontà e dell'impegno concreto degli uomini e degli Stati. Il prefetto accenna anche ai fondi PNRR che il Paese è chiamato a gestire e all'importanza di farlo presto e bene. Noi sappiamo che non brilliamo certo nella velocità e nella celerità, ma dovremmo farlo e soprattutto dovremmo garantirci da pericoli che questi soldi destinino ad altri scopi. Ovviamente non parlo di scopi leciti. Poi il fuoriprogramma del sindaco Conte che chiama al suo fianco i numerosi primi cittadini presenti, ricordando il ruolo fondamentale che hanno avuto ed hanno nell'ultimo periodo tra pandemia, tensioni sociali, difficoltà economiche. Un primo ringraziamento va proprio ai colleghi sindaci che non hanno mai arretrato di un centimetro nella difesa della comunità. Noi siamo qui per cercare di ricostruire quella pace sociale che è composta dalla solidarietà, dalla fratellanza, che è stato anche il lato più bello della nostra comunità nei momenti di difficoltà. Noi stiamo lavorando perché riusciremo ad affrontare, speriamo non serva, ma riusciremo ad affrontare questa ennesima crisi sociale legata agli aspetti economici soltanto se ci dimostreremo comunità. Infine il conferimento delle 13 medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica ai familiari di cittadini che vissero il dramma della deportazione e del lavoro coatto. E a
Mogliano è la voce dei bambini della scuola elementare che intonano l'inno di Mameli ad aprire i festeggiamenti per la festa della Repubblica davanti ad una piazza gremita. Le parole del sindaco Davide Bortolato pronunciate dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti. Presenti le associazioni combattentistiche d'Arma, l'ANPI, la Croce Rossa, la Protezione Civile e gli Alpini. A Ponte di Piave invece la festa della Repubblica è stata l'occasione per riprendere la tradizione di condividere con tutti i presenti la consegna di un attestato di merito ai concittadini che si sono particolarmente distinti nel mondo dell'associazionismo, dello sport, dell'istruzione, del sociale, delle professioni e dell'imprenditoria. Ed ora la pagina della cronaca, ancora una rissa tra giovanissimi ad una festa privata. 2 ragazzi sono finiti all'ospedale con diverse ferite da taglio. Ancora una rissa, questa volta a colpi di coltelli. Siamo al Contadin, fattoria sociale alle porte di Castelfranco Veneto, che ha messo a disposizione il locale per una festa privata. Tutto bene fino a quando alcuni tra i presenti fanno intrufolare alla festa diversi amici. Passano le ore e il tasso alcolico si alza. Basta una parola di troppo e scatta la zuffa. A farne le spese sono 2 ventunenni dell'Est residenti nel Padovano finiti in pronto soccorso per diverse ferite da taglio. I carabinieri di Castelfranco, giunti sul posto, stanno stringendo il cerchio attorno alla dinamica. In tutto sono 4 i giovani denunciati per rissa e lesioni. A tirare fuori il coltello sarebbero stati 2 ragazzini poco più che maggiorenni, entrambi italiani e residenti nell'Alta Padovana. Un episodio fotocopia quello di 2 giorni fa a Spresiano, solo che in quel caso il teatro è stato la piazza. L'allarme è lanciato da alcuni passanti, anche qui 2 giovani finiti all'ospedale. A far scaldare gli animi ancora una volta l'abuso di alcol che ha tolto lucidità ai ragazzi, trasformando una festa tra giovani in una rissa che poteva avere conseguenze ben peggiori. E violenza giovanile, fenomeno delle baby gang, la frequenza degli episodi un po' in tutta la Marca, amplificata dall'uso dei social, è al centro delle riflessioni del questore e del vescovo di Treviso. Un problema affrontato da 2 punti di vista ovviamente molto diversi, quello dell'ordine pubblico e quello dell'educazione. Le ultime 2 violente risse a Spresiano e Castelfranco, che hanno avuto come protagonisti dei ragazzi poco più che ventenni, ma prima era toccato anche a giovanissimi in un'escalation che ha coinvolto tanti comuni della Marca, da Villorba con la rissa sabato scorso alla stazione di Lancenigo che ha coinvolto una dozzina di minorenni, a Conegliano con la sfida delle bande del Biscione che hanno risposto alle nuove norme più restrittive sul DASPO approvate dal Consiglio Comunale con un nuovo video di sfida alle forze dell'ordine. E proprio sull'utilizzo del DASPO urbano, cioè il divieto d'accesso a determinate zone o città per persone considerate un pericolo per la sicurezza pubblica, è tornato oggi il questore di Treviso. DASPO lo stiamo intensificando l'utilizzo in questo periodo, stiamo mettendo a punto lo strumento, ad esempio a Conegliano di recente proprio in questi giorni è stata ampliata la zona in cui può essere applicato l'ordine di allontanamento e poi il DASPO. Se le forze dell'ordine devono affrontare il problema dal punto di vista dell'ordine pubblico, su educazione e formazione dei giovani e dei genitori punta il vescovo Tomasi. Noi dobbiamo capire qual è la domanda che viene espressa in questo e metterci a disposizione. Non è possibile lasciare le giovani generazioni a se stesse, dobbiamo davvero avere un patto tra tutti per poter costruire i valori di cittadinanza che sono fondamentali e che faranno bene a tutti, anche ai ragazzi, soprattutto a loro. Poteva trasformarsi in tragedia la gita nel bellunese di una famiglia di Montebelluna. Il figlio 14enne di una coppia è caduto in una piccola pozza dei Cadini del Brentone a Sospirolo nella Valle del Mis. Il ragazzo, che si trovava con i genitori quando è scivolato finendo nell'acqua, è stato subito raggiunto dal papà e portato a riva. Immediata la chiamata ai soccorsi. Medico e tecnico dell'Elis Soccorso si sono calati con un verricello, hanno proceduto con le prime cure del giovane escursionista e il giovane è poi stato portato con l'elicottero all'ospedale San Martino. Le sue condizioni fortunatamente sono buone.
Multe per eccesso di velocità in tangenziale a Treviso in notevole calo. I dati sono della Polizia Locale di Treviso, che ha registrato una diminuzione delle sanzioni del 30-40% nei primi mesi del 2022. Stiamo registrando un netto decremento rispetto ai numeri che erano pre-Covid. Naturalmente sono in aumento rispetto al 2020-2021, però c'è da dire che le persone stanno molto più attente, e noi diciamo che fortunatamente, perché l'obiettivo dell'autovelox è che le persone rispettino i limiti di velocità. Autovelox in tangenziale calano ed in maniera considerevole le multe per eccesso di velocità. Abbiamo circa una contrazione del 30-40%, però solo per il primo semestre. Naturalmente vedremo a fine anno come andranno i numeri. Sarà perché in questo periodo di difficoltà economica i soldi si preferisce tenerli in tasca, magari per pagare la benzina alle stelle. Sarà perché gli automobilisti guidano con maggior prudenza. Fatto sta che le sanzioni in questi primi 5 mesi del 2022 sono in caduta libera. In linea diciamo che solitamente raggiungiamo il 50-60%, questo grazie anche al pagamento in forma ridotta, perché ricordiamo che entro 5 giorni, se viene pagato il verbale, l'utente ha uno sconto del 30%. Poi naturalmente chi non paga riceverà la cartella esattoriale con un notevole aggravio di spese, quindi l'invito è di andare piano, di rispettare i limiti e comunque eventualmente di pagare la sanzione nei 5 giorni successivi alla notifica, perché questo significa un risparmio per l'utente e senza l'emissione della cartella esattoriale. Nel 2019, ultimo anno a fare realmente testo prima della pandemia, grazie agli autovelox lungo la tangenziale di Treviso venivano accertate sanzioni per circa 12 milioni di euro. Diverso è poi quanto il Comune riesce effettivamente ad incassare. Ed un weekend all'insegna della sicurezza stradale, quello che si terrà a Villa Margherita. Anche se i numeri sono in calo negli ultimi anni, dobbiamo dire che dietro ogni persona deceduta su un incidente stradale, che sia in moto, in macchina, che sia colpevole o no, ci sono delle famiglie, delle persone che soffrono, c'è tanto dolore, e quindi ricordiamocelo sempre, perché non stiamo parlando di qualcosa di virtuale, ma di qualcosa purtroppo molto reale. Un impegno che deve essere condiviso, quello di aumentare la sicurezza sulle nostre strade, partendo proprio dalla consapevolezza di chi si mette alla guida. Questo fine settimana Villa Margherita apre le sue porte per una 2 giorni dedicata a ciclisti, motociclisti, automobilisti e studenti, con la possibilità di partecipare anche a veri e propri crash test e simulazioni. L'evento, organizzato dall'associazione Villa Margherita Inclusiva e ACI, ha il patrocinio di Prefettura, Comune e Provincia di Treviso, che ha già confermato l'impegno per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole. Sono 25 anni che la provincia fa della campagna per la sicurezza stradale la sua bandiera. Ci ricordiamo purtroppo gli anni in cui c'erano decessi a numeri stratosferici, e la campagna anche della provincia è stata utile per ridurre questi decessi, ma stiamo continuando e stiamo anzi rilanciando molto il tema, e quindi queste iniziative sono assolutamente doverose. A coordinare le operazioni proprio le forze dell'ordine, che quotidianamente, oltre a verificare il corretto rispetto del codice della strada, intervengono per la rilevazione degli incidenti. Ma proprio da questi siamo in grado di individuare determinate criticità che sicuramente sono utili ogni giorno per poter eventualmente anche poter migliorare la conoscenza e le condizioni per una corretta circolazione, corretto uso delle strade, sia come pedoni sia, perché no, come utenti più evoluti, nel senso che si utilizzano veicoli di ogni genere. E sono attesi in centinaia domani alle 16 alla chiesa di San Bartolomeo di Breda di Piave per l'addio a Marco Gasparin, morto dopo essere uscito di strada con la sua moto a poche centinaia di metri da casa. Non mancheranno i colleghi dell'Electrolux, dove il 51enne lavorava come impiegato, i tanti amici, e non mancherà una rappresentanza dei sommelier della FISAR, associazione di cui faceva parte da qualche anno. Decine in questi giorni i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, la moglie Valeria Piovan ed il figlio Alessio di 19 anni.
Truffe online, nuove denunce sono partite grazie al lavoro dei carabinieri del comando provinciale di Treviso. A Riese Pio X i carabinieri hanno deferito in stato di libertà una 22enne di origini campane che nell'ambito della trattativa per la vendita di una motocarriola pubblicata su un sito internet chiedeva ad un 36enne del luogo intenzionato ad acquistarla di versare 1.780 euro su un proprio conto corrente bancario, salvo poi rendersi irreperibile. A Oderzo i militari dell'Arma hanno identificato e denunciato per truffa un 51enne bergamasco che, fingendosi interessato all'acquisto di una borsa griffata posta in vendita su un sito di annunci da una 49enne trevigiana, la induceva ad effettuare più ricariche, simulando di volta in volta che non fossero andate a buon fine per più di 1.000 euro. E infine una 36enne romana che, fingendosi interessata all'acquisto di un divano posto in vendita online da un 45enne opittergino, lo induceva ad effettuare 2 ricariche dell'importo di 500 euro ciascuno su una carta ricaricabile, rendendosi poi anche lei irreperibile. E diversi interventi nella giornata di oggi da parte del SUEM di Crespano. Nel pomeriggio ambulanze e automediche hanno raggiunto un ciclista 42enne caduto all'altezza del terzo tornante a Semonso del Grappa. L'uomo di Castelfranco Veneto è stato trovato a terra da un'auto di passaggio, era in stato di shock, ha riportato diversi traumi, è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco. E in mattinata il SUEM è intervenuto per la chiamata di un uomo che ha trovato il nipote di 37 anni deceduto nella sua casa a Monfumo, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Si chiamava Massimo Martignago. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Asolo. Nessun segno di violenza sul corpo dell'uomo, che è deceduto con tutta probabilità per cause naturali. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco.